Amici di QDPnews.it, siamo qui in Piazza Marconi a Valdobbiadene sul traguardo della 14ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale Treviso-Valdobbiadene. Sta piovendo, il tempo è inclemente, ma la speranza è che tra pochi minuti, quando i primi corridori arriveranno qui sul traguardo, il cielo possa aprirsi e la festa rosa di Valdobbiadene possa davvero cominciare. QDPnews.it, siamo nell'area VIP allestita dal comitato Valdobbiadene Città di Tappa in compagnia del sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e del presidente del comitato Tappa nonché del consorzio Valdobbiadene Isidoro Rebuli. Allora partiamo di qua, signor sindaco, ci siamo, l'evento è arrivato, c'è un po' di pioggia, speriamo che poi il cielo si apra. Sì, ci siamo, il primo corridore è già partito, lo stiamo aspettando. La pioggia non ferma i numerosi appassionati del ciclismo, già da un paio di giorni hanno occupato le strade e i vigneti di Valdobbiadene, quindi è una grande festa, il tempo, brutto tempo non ci ferma. Una grande festa coordinata, gestita, organizzata con uno sprint eccezionale durato oltre 3 mesi dal comitato Tappa. Isidoro, ci siamo anche per voi? Sì, sicuramente ci siamo, purtroppo come hai detto giustamente il tempo non ci ha dato una mano, comunque sicuramente sarà un successo, vedendo tutte le persone che ci sono. Devo fare i complimenti a tutti i volontari che hanno lavorato in questi 3 mesi con un lavoro molto grande per fare di Valdobbiadene un evento particolare e un evento dove praticamente si ricorderà nel futuro sicuramente. Un ringraziamento particolare devo farlo alla ristorazione di Valdobbiadene, appunto qua siamo sotto l'area VIP preparata, che tutti insieme sono uniti per fare una cosa veramente unica. Per la prima volta a Valdobbiadene siamo riusciti a mettere tutti assieme, anche questo è un evento nell'evento. Insomma, emozioni superiori a Valdobbiadene, i primi corridori stanno arrivando e qui tra poco l'area VIP inizierà a funzionare. QDPnews.it, siamo nell'area apposita realizzata dal comitato Valdobbiadene Città di Tappa in compagnia di Edoardo Agostinetto, ristoratore titolare del ristorante Da Ugo, quindi specialità di pesce, che appunto grazie al comitato insieme a tantissimi altri ristoratori hanno gestito questo straordinario buffet. Com'è nata un po' questa idea? Raccontaci, Edoardo. L'idea è data perché volevamo presentare la ristorazione valdobbiadenese vista l'occasione così importante del Giro d'Italia, per cui abbiamo lanciato l'idea a tutti i ristoratori, tutti hanno aderito con entusiasmo. Abbiamo cercato di racchiudere qui dentro, diciamo, tutte le espressioni del nostro territorio, dal vino al cibo, mostrato con tutte le nostre interpretazioni. Il risultato mi sembra che sia venuto veramente bene e siamo molto soddisfatti. Un padiglione delle eccellenze e quindi anche in questo caso Valdobbiadene garantisce emozioni superiori. QDPnews.it, siamo sempre nell'area riservata del comitato Valdobbiadene Città di Tappa in compagnia di grandi sportivi, grandi campioni, Ivan Geronazzo, il re dell'Ultra Trail valdobbiadenese. Ciao Ivan, come stai? Ciao, bene, grazie. E qui invece abbiamo Alessandra e Mattia Prosdocimo, una famiglia di campioni del judo. Alessandra già campionessa europea, pluricampionessa italiana, Mattia giovane campione italiano, se non sbaglio. Sì. Benissimo, ecco, insomma ragazzi, il Giro è arrivato a Valdobbiadene e voi siete degli sportivi, anche un po' testimonial, no, di questo Giro. Come sono le vostre impressioni su questa tappa? Beh, è una tappa importante, molto importante per il nostro paese e secondo me sarà ricchissima di emozioni. Benissimo, Mattia, anche per te è un po' una novità in questi ambienti, ma insomma da grande sportivo anche tu cominci a vivere queste emozioni. Sì, è molto bello, sì. Grazie. Ivan, invece anche per te il Giro è arrivato a Valdobbiadene e l'entusiasmo e gli applausi, no, di questo Giro dovranno anche sostenerti la prossima settimana nel mondiale di Ultra Trail che andrai a disputare in Francia. Sì. Beh, intanto complimenti proprio a tutti quanti quelli dell'organizzazione, una cosa incredibile. Qua a Valdobbiadene ho visto stamattina un sacco di gente, proprio una tappa sentita 100%, anche perché come zona secondo me merita per vivere, da visitare, da percorrere. Peccato il tempo comunque. Niente, e la prossima settimana avrò finalmente questo grande appuntamento in Francia e speriamo bene.
Insomma, questo è il sostegno di tutta Valdobbiadene e anche di tutta qtpnews.it. Ragazzi, in bocca al lupo per i vostri prossimi appuntamenti. Intanto qui a Valdobbiadene continuano le emozioni superiori.